Tutto da capo come prima della pandemia, ma intanto è cambiato il mondo, si sono affacciati fenomeni come quello delle grandi dimissioni e, soprattutto tra i giovani, ha iniziato a diffondersi spontaneamente la tendenza al quiet quitting, lavorare come da contratto senza tirarsi indietro di fronte agli obblighi, ma pure senza strafare. È per questo che il venire meno delle procedure semplificate per lo smart working, saltate il 31 dicembre scorso per i dipendenti pubblici e il 31 marzo per i privati, agli occhi di tanti lavoratori e giovani che si stanno affacciando a questo mondo, appare anacronistico. In Veneto nel 2023 hanno usufruito del lavoro agile oltre 350.000 persone, persino più che nel 2022. Significa che questa pratica, praticamente sconosciuta prima della pandemia, è adesso diventata strutturale nel funzionamento di tante aziende. I benefici sono molteplici sul piano personale e collettivo, sottolinea Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL, perché lo smart working consente ai genitori di lavorare pur rimanendo a casa con i figli, permette alle persone che accudiscono parenti anziani o disabili di poterlo fare anche durante l'orario di lavoro, fa sì che i lavoratori possano tenere per sé il tempo altrimenti speso per raggiungere l'ufficio, risparmiando i soldi per la benzina, il pedaggio autostradale o i biglietti per il trasporto pubblico, anche a beneficio dell'ambiente sul piano collettivo. Quanto ai proprietari delle aziende, consente di risparmiare sugli spazi e agevola pure le assunzioni ad ampio raggio per accaparrarsi i migliori, tra virgolette, indipendentemente da dove vivono. Ecco, tutto questo rischia progressivamente di perdersi perché allo smart working quasi totale del pieno della pandemia hanno fatto seguito regimi via via più stretti. L'ultimo prevedeva una deroga per i lavoratori fragili e i genitori di bambini con meno di 14 anni. È venuto meno pure questo per i lavoratori del pubblico e del privato e adesso l'individuazione di qualsiasi soluzione dovrà transitare necessariamente dagli accordi tra aziende e singoli lavoratori. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 8 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda la fine dello smart working. Abbiamo letto le prime colonne dell'articolo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM. Smart working addio tra sollievo e reclami. Da questo mese svanite anche nel privato le norme semplificate per operare da remoto. Coinvolti oltre 350.000 lavoratori veneti, ora servono accordi azienda per azienda, scrive la giornalista e come abbiamo visto ci sono le dichiarazioni di Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL, che dice: dovremo trattare caso per caso con le aziende. Abbiamo capito che si sta aprendo una grande stagione di contrattazioni per tentare soprattutto di gestire situazioni di difficoltà personali, spiega Basso. Penso ai lavoratori malati in particolare, ma anche a chi si ritrova a gestire situazioni familiari delicate. In alcune aziende in realtà il ricorso al lavoro agile è già stato normato con specifici accordi aziendali che hanno di fatto superato la vecchia ormai normativa nazionale. È il caso ad esempio di Fincantieri, che già nell'estate 2023 ha sottoscritto il nuovo modello organizzativo Work for Future, che inserisce nell'integrativo aziendale il modello del lavoro da casa. Nel frattempo fioriscono i coworking, in Veneto sono quasi 120 e i quotidiani del gruppo NEM raccontano la vicenda di Edel Muzzati, fondatrice di Lemon Business Center a Mestre, con una decina di aziende, quasi 120 quindi coworking in tutta la regione, di cui la metà in comuni con meno di 50.000 abitanti. Significa che in Veneto ce n'è uno ogni 43.000 residenti, mentre a livello nazionale sono di meno, uno ogni 76.000 abitanti, quindi in Veneto ci sono più coworking rispetto alla media nazionale. Tornando allo smart working, esistono delle realtà naturalmente nelle quali lo smart è l'unica tipologia di lavoro possibile, avviene in alcune aziende di call center, ma poi i quotidiani del gruppo NEM intervistano due persone, una lavoratrice e un manager. Anna Pontrelli, 28 anni, generazione Y, consulente commerciale per una società di consulenza, la Resolve, con quartiere generale a Padova e sede anche a Udine.
Anna Pontrelli lo dice subito: quando ho fatto il primo colloquio, una delle prime cose che ho chiesto è se ci fosse la possibilità di fare smart working. Se mi avessero risposto di no, non avrei accettato il lavoro. Per me è un requisito imprescindibile. Negarlo vuol dire essere fermi a un'idea di controllo. È una delle mie prime richieste, quindi ai colloqui nessuno ci restituirà le ore trascorse di ritorno dall'ufficio. Concedere il lavoro agile, spiega ancora la 28enne, significa responsabilizzare i propri dipendenti, equivale a fidarsi di loro. Vediamo invece il manager Maurizio Toso, presidente di Federmanager. Cessata l'emergenza della pandemia Covid, dice prorogare la misura non avrebbe senso. Giusta la decisione del governo, si valutino accordi individuali. Il limite dello stare in remoto è che si perde il contatto umano, importante anche sul lavoro. Questo per quanto riguarda la prima notizia del giorno, quindi lo stop allo smart working, almeno nelle forme in deroga iniziate con la pandemia Covid. Ora tutto proseguirà con accordi individuali tra aziende e lavoratori, naturalmente con il ruolo dei sindacati che annunciano appunto l'aprirsi di una stagione di nuove contrattazioni. Ma voltiamo pagina e vediamo la rassegna stampa politica, quindi della politica regionale, partendo da una notizia che riguarda il centro-sinistra. La troviamo sui quotidiani del gruppo NEM: guarda candidata e presto pure mamma. Quindi il Nord-Est apre la campagna per le elezioni europee di Alleanza Verdi Sinistra Italiana con la candidatura come capolista di Cristina Guarda, una candidatura forte di quasi 9 anni come consigliera regionale in Veneto, eletta per la prima volta a 25 anni, la più giovane in tutta la regione, rieletta nel 2020 con Europa Verde, una storia di ecologismo spontaneo e genuino, nato dall'esperienza coltivata da piccola imprenditrice agricola e spinto da una nuova missione. Guarda annuncia che sarà presto anche madre, e la sua candidatura è una presa di responsabilità verso il domani dei nostri figli, dice, dipende dalle scelte di oggi, anche per questo ho scelto di candidarmi. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM, mentre spostandoci sulle pagine del Gazzettino troviamo un'altra notizia che riguarda uno dei temi caldi della politica internazionale, la guerra. Il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto alla commemorazione dell'80° anniversario del bombardamento sulla città di Treviso. Ricordiamo, Nordio è trevigiano. I bombardamenti del 7 aprile 1944, uno degli eventi più devastanti nella storia moderna del capoluogo della Marca. Ebbene, vediamo sul Gazzettino cosa ha dichiarato il ministro della giustizia Carlo Nordio: le armi servono perché bisogna difendersi. Una dichiarazione quindi tutt'altro che pacifista, e infatti il ministro Nordio nella sua Treviso, leggiamo sempre sul Gazzettino, per gli 80 anni dal bombardamento dice un no a un vuoto e sterile pacifismo. L'articolo di Mattia Zanardo. Per le dichiarazioni, se non guerrafondaie, sicuramente antipacifiste, del ministro della giustizia Carlo Nordio. Un'altra notizia sempre sulle pagine del Gazzettino che riguarda la politica regionale. Qui da Fratelli d'Italia, partito di Nordio, passiamo alla Lega e vediamo il titolo: eliminato il Leone Veneto dalle nuove tessere sanitarie, Roma è contro l'autonomia. A strillarlo è Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, presidente della commissione bilancio in consiglio regionale, che annuncia battaglia per questo affronto, diciamo, nei confronti della Regione Veneto, che è scomparsa dalla tessera sanitaria, come presumibilmente tutte le altre regioni. Il Gazzettino pubblica la vecchia tessera sanitaria con il logo della regione e accanto quella nuova con invece lo spazio bianco, e quindi ci sarà una mozione del leghista Luciano Sandonà per far ripristinare il logo della regione, e il provvedimento andrà all'esame del Consiglio regionale. Insomma, la battaglia della Lega per l'autonomia passa anche dai simboli e dai simboli sulle tessere sanitarie. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash che riguardano l'attualità. La prima riguarda il tragico fine settimana per i ciclisti in Veneto.
Leggiamo i titoli di due notizie sul Gazzettino: l'auto gli taglia la strada, ciclista travolto e ucciso, l'anziano giustifica, dice non l'ho visto. A Treviso un 54enne è stato investito davanti ai compagni di squadra a Castelcucco, il ricordo commosso del sindaco di Resana, Alfredo, un eterno giovane. E poi un'altra notizia che riguarda ancora una volta un incidente che ha coinvolto un ciclista, una persona in bici. Scoprono i resti della bici, poi il corpo nel canale, il giallo su un'auto pirata. Venezia, probabile investimento dietro la morte di un pensionato di 61 anni trovato nel Rebosola a Cona. A Setaccio le immagini delle telecamere in zona. Da Piove di Sacco era forse tornato a salutare gli amici a Pegolotte, dove aveva vissuto fino allo scorso anno. L'articolo è di Diego Degan, mentre quello sul 54enne investito a Treviso è di Maria Elena Pattaro. Chiudiamo la rassegna stampa tornando sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM con l'ultima notizia di oggi: fine stagione d'oro per lo sci e ora ripartiamo per l'estate. A Cortina e ad Arabba ancora code di appassionati, operatori soddisfatti nonostante il meteo. Quindi fine stagione ieri per gran parte dello sci, hanno chiuso tutti gli impianti salvo alcuni a Cortina e ad Arabba, che rimarranno aperti chi sino al 21 aprile, chi sino al 1 maggio. Ma la destagionalizzazione prevede che già a metà maggio riapriranno i primi impianti, quelli più coinvolti dalla domanda bike. Ancora presto ovviamente per tirare un bilancio, il Dolomiti Super Ski ipotizza un più 2% di passaggi, a Cortina d'Arabba qualcosa in più. E questo fa notare Marco Grigoletto, presidente dell'Associazione Regionale Impianti Affune, nonostante le presenze abbiano registrato un incremento maggiore, ma sulla frequentazione delle piste ha influito il meteo. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.